Hai scelto? Sì, stavo guardando questo negozio di abbigliamento. Sembra molto interessante, il supermercato mi interessa tantissimo. Chiami oggi? Sì, in teoria chiamo oggi, però se riesco a fare un salto. Salve. Buongiorno. Lei sarebbe? Io sono Mary e avrei bisogno di parlare col titolare. Ok, cosa vorrebbe dal titolare? Sono venuta per un colloquio per l'alternanza scuola-lavoro. Ok, sono io il datore di lavoro. Guarda, attualmente non ho tempo, ti richiamerò. Ok, va bene, grazie. Niente, arrivederci. Conselve, buongiorno. Salve, ho avuto modo di incontrare una delle vostre ragazze per l'alternanza, Mary. Guardate, io non sono razzista, ma lei proprio nel mio negozio non ci può stare. Rischio di aver problemi con i clienti, di aver meno introito. No, non capisco una cosa però. Mary è una ragazza veramente eccezionale. Voti ottimi, comportamento, niente da dire. Non capisco perché non dovrebbe essere adatta per il colore della pelle. No, guardi, la interrompo, io non mi fido, ho un negozio da mandare avanti. Volentieri che venga qualcun altro, ma non lei. No, guardi, non c'è nessun altro. Io onestamente le consiglio caldamente Mary. Le dia un'altra possibilità, mi faccia sapere se ci sono problemi, ci risentiamo. Saluti. Guarda, ti do solo una possibilità, se sbagli devo mandarti via. Ok, va bene. Io torno tra 10 minuti e non far danni. Cosa hai fatto? Stavo sistemando un po', non va bene? Sì, va bene. Se no abbiamo questi pantaloni qua. No, non mi piacciono tanto, avevo visto questo modello qua, però sono troppo Ok, grandi. va bene. Mi piace Se vieni tanto. con me di là, ci sono delle taglie più piccole e secondo me ti stanno. Grazie, sei molto gentile. Scusa, io non voglio problemi. Ho solo salutato, non ti preoccupare. Sì, vabbè, ma non volevo problemi. ci penso io. سلام نقدر نعمل لك شي حاجة إلا بغيتي كاينين شي سنادلات هنا ولا كاينين تعمل لهيه إلا بغيتي تشوفي شي وحدة. Ah, Mary, comunque grazie, non pensavo fossi così. Comunque, quando hai un po' di tempo, vorrei anch'io imparare l'arabo. Non ti preoccupare.